Buongiorno, colazioncina, mi ho dormito bene, non piove più, il cielo sembra bello, speriamo rimanga tale. Oggi andiamo nel cantone dell'Appenzello a vedere il Sialpsi e poi ci spostiamo dal Saxerduke nel San Gallo, dove siamo adesso. In teoria dormiamo in tenda, se troviamo il posto. Siamo qua davanti verso il Sialpsi, andremo fino lì, forse non facciamo il girone completo. Così ci spostiamo prima verso il Saxerluke, dove cerchiamo il posto per la tenda, che deve essere una figata. Siamo fermati in questa piccola malga, diciamo, piccolissima. Ovvio, fa vedere. Abbiamo preso lo yogurtino alla fragola, e 3,50 euro. Perché il resto non sapevamo cosa fosse. E quindi abbiamo preso un bello yogurt, però sembra buono duro. Dai. Quello è il Santis, che è il monte penso più alto qua nella zona. Adesso arriviamo a sto lago che voglio mangiarmi lo yogurt. Come non detto, ecco il Sialpsi. Mangeremo qui proprio a bordo lago. E forse facciamo anche un bagnetto. Io volevo arrivare là in cima, ma mi sa che non ci arriverò. Siamo nell'altro lato del lago. Quante mucche che ci sono in sta piana. Stupendo, bello. Adesso facciamo il giretto e torniamo indietro. Ci rifermiamo a prendere un altro yogurt perché era veramente squisito. Abbiamo preso milkshake al cioccolato. Finito. Yogurtino a non si sa bene cosa, ma ce lo mangiamo dopo. E adesso andiamo per salire al Saxerluke, che vediamo come salire. E mettiamo la tenda. Bene, siamo sotto il posto del Saxerluke. Questo è lo zaino, 20 kg assicurati almeno, e non ci sarà troppo trekking perché mi sa che prendiamo la funivia, perché viola male, i tempi sono lunghi, vediamo quanto ci svenano più che altro, e nulla. Siamo già arrivati in alto in poco, il dislivello è questo, è tosto il dislivello. Quindi adesso per far prima, anche perché letteralmente in questo posto qui ci sono pochissimi posti tenda che ho intocchiato, al massimo 3. Quindi andiamo a vedere se sono liberi, speriamo. Stamattina vedevamo quella torre là in lontananza, eravamo dietro là. E adesso stiamo andando in qua, si intravede il Saxerluke, che è quello lì. E là in fondo abbiamo il Valensee, bellissimo. Mentre saliamo vediamo il lago di Costanza e dietro la Germania, si vede la Germania. Siamo sempre qui per il sentiero, vediamo sempre le stesse cose ma da più vicino. Sempre il lago con quel fascio di luce che gli batte, che è stupendo sto lago, magari domani ci andiamo. Non so quanto dislivello abbiamo fatto, forse 100, 150, non più di 200. Spero solo che siano liberi posti tenda, perché 20 franchi d'andata di funivia a testa sta una rapina. Ed ecco ufficialmente dal Saxerluke, la vista del Saxerluke. Qua vediamo tutto giù, cantone San Gallo, cantone Appenzello. Siamo sul confine. Cerchiamo una tenda su questa cresta. Cerchiamo un posto tenda. Abbiamo trovato il posto tenda. Saxerluke qua davanti, che spettacolo. Abbiamo delle tende davanti, infatti non c'era posto per noi. Mi hanno fregato una piazzola letteralmente davanti agli occhi.
davanti agli L'ho occhi. visto. Ci sono rimasto male, stavo correndo, però me l'hanno fottuto. Ma abbiamo trovato questo. Leggermente in pendenza. Non sono venuto qua per niente. Volevo pistola con vista e ce l'abbiamo. Ed ecco la tenda montata. Ciao. Vestibolo messo proprio tac, perfetto per la vista. Il sole dovrebbe sorgere dietro sto sasso. Bello, mi piace. Il riso che ci è rimasto da pranzo, il riso in booster. È l'antipasto della nostra cena che si tratta di... Sai che buono, fantastico. Però il riso in booster è proprio una chicca. È un busto questo. Spettacolo unico, bellissimo. Questa è tutta la vallata del Reno, quello è il Reno. Stupendo da vedere, veramente bello. Sempre la valle del Reno, ma illuminata. Illuminata, molto molto bella. Questo qua dovrebbe essere l'Austria. Poi questo qui è il Liechtenstein. Qua si riesce a intravedere l'autostrada. Questa qui è l'autostrada e questo è il confine del Liechtenstein. Questo qui è il Liechtenstein. Mentre questa qua è Svizzera. Liechtenstein. Ah, quindi quella molto luminosa, quindi questa qui dovrebbe essere Vaduz. Può essere? Che storia. Tenda smontata, questo era il posto notte. Ormai sono le 10:15, colazione fatta. Saxer Lucas impara davanti con questi colori, era stupendo. Torniamo giù che ci dirigiamo verso la Germania. La nottata in sé è stata abbastanza calda, però ha piovuto per una gran parte della notte, piano, però ha piovuto per tanto tempo. Arcobaleno la mattina, stupendo, stupendo, l'alba col colore che faceva su Saxer Lucas, stupendo. E nulla, è stato molto bello, non ci siamo bagnati perché la tenda ha tenuto quel po' d'acqua che ha fatto. È stato fantastico.